Cari amici, siamo in attesa dei nostri ospiti da Ceiza e già sono atterrati all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e li aspettiamo con trepidazione per iniziare questo lungo tour de force di fine settimana che ci troverà impegnati per un lungo evento che rimarrà nella storia della Processione dei Misteri e dell'Associazione Unione Maestranze. Sono alla presenza con il consigliere Agrizzi e del responsabile per il settore turistico Mimmo Strazzera e incominceremo quest'anno a programmare tutti gli eventi che saranno il nostro fiore all'occhiello di questa associazione e del nostro programma di consiglio.
por su acogida en esta casa. Cieza está orgulloso de estar hermanado con Trapani. Grazie per la sua accoglienza, la nostra Chiesa è molto orgogliosa di stare qui in contatto con la vostra Trapani. Eccellenza, una bellissima visita della comunità spagnola di Cieza. Come tra virgolette, si gestiscono questi momenti di aggregazione con comunità estere, poi volte, come sappiamo, al gemellaggio con l'Unione Maestranza? Ecco, le prime sue impressioni. Trapani ha una vocazione internazionale che fa sì che non ci si meraviglia di questa iniziativa. Siamo portati a un confronto. E devo dire che questo è anche nella vocazione di tutta la storia nostra, perché Trapani in qualche modo è sempre stata baricentro di un dialogo con il nord e il sud del mondo e con l'est e l'ovest. Lo specifico incontro tra le tradizioni della Settimana Santa di Trapani e questa tradizione della città di Cieza è uno stimolo ad approfondire intanto la base religiosa delle nostre manifestazioni e poi anche ad arricchirci gli uni gli altri di come queste manifestazioni sono cresciute nel corso del tempo, perché il confronto non può che essere di stimolo, di arricchimento per loro e per noi. Don José, la visita qui al Palazzo Vescovile con il Vescovo, quali sono le prime idee al vostro arrivo qui a Trapani, le vostre prime sensazioni? Per me sono molto contento. La prima cosa è l'accoglienza, siamo venuti da ben lontano, una città, una diocesi che non conosciamo, loro non conoscono neanche, invece siamo stati accolti così bene, il Vescovo proprio in sua casa ci ha ricevuto, si è preparato qualcosina perché possiamo essere assieme e questa è una cosa molto importante credo. E dopo ci ha ricordato quelle parole del Papa Francesco, ci ha ricordato l'importanza per l'evangelizzazione che ha la pietà, la religiosità popolare, le processioni, il culto, le immagini e questo ci fa anche tantissimo bene perché è quello che tentiamo di fare anche noi. Oltre al gemellaggio, sappiamo bene che voi siete qua, poi nel mese di febbraio la delegazione dell'Unione Maestranze verrà da voi. Oltre a tutto questo, quanto arricchiscono esperienze del genere per vivere le realtà del territorio che poi sono lo stesso modo di vivere la Settimana Santa e tutta la nostra religiosità? Penso che sono, a mio avviso, due cose diverse che è la stessa cosa. Da prima che la stessa realtà si può esprimere da modi così diversi, in luoghi diversi, culture diverse, storie diverse. E questo è buono nella Chiesa che ci sia la diversità, la Chiesa cattolica è sempre vissuta così, nella diversità. La seconda cosa è che nella diversità c'è l'unione, perché tanto voi come noi facciamo lo stesso, portare per le strade che tutto il popolo possa conoscere l'amore di Dio, la morte e la risurrezione di Cristo e questo è esattamente uguale da noi e da voi, a Trapani e a Cieza.
passati tutti i cosiddetti conquistatori del nostro territorio. Bueno, como os podéis ver, como habéis visto, estamos en algo que representa la sicilianidad de verdad a todo grado. Desde aquí han pasado todos los conquistadores che hemos tenido. E anche questo conquistatore, l'ultimo conquistatore che è passato, si chiama Y Garibaldi, el último conquistador que hemos tenido se llamaba Garibaldi. con 1000 uomini al suo seguito. Con miles de hombres como seguidores. Allora in questo caso voi siete i secondi conquistatori, Entonces con vosotros sois los segundos con 40 conquistadores, confrati con 40 a conquistare la nostra fede, la nostra passione e la nostra tradizione. Estáis conquistando nuestra fe, nuestra tradición y nuestras tradiciones en general. Allora, come momento storico e come luogo storico, noi del Consiglio di amministrazione scegliamo i momenti particolari. El Consejo de Administración siempre suele elegir unos momentos particulares que representan algo más fuerte. Abbiamo deliberato, in questo caso, che il commendatore, dottor Pino Pace, commissario della Camera di Commercio di Trapani, segretario. Entonces han decidido Si que può avvicinare. el comendador doctor Pino Pace de la Cámara de Comercio de Trapani hoy va a ser premiado. L'Unione Maestranze, ente del terzo settore, il Presidente del Consiglio di amministrazione riconoscono componente benemerito il commendatore dottore Pino Pace per la fattiva collaborazione all'evento Uniti dalla Passione nell'ambito del gemellaggio tra la città di Cesa, Spagna e Trapani. Anno domini 27 gennaio 2023, il Presidente Giovanni Taleo. Lidia, vogliamo insegnare di questa carica il Presidente? Prego, si può anche fare vedere il simbolo. Se ci guardate, grazie. Grazie di cuore al Presidente dell'Unione Maestranze, il mio amico Gianluca Taleo, e a tutto il Consiglio di amministrazione per avermi ombeggiato, insignito di questo pensiero, che veramente Questo è un atto storico, è molto facile da... È un atto storico e sono veramente grato, commosso, mi fa veramente piacere, quindi grazie di cuore. E complimenti a voi. Para todo lo que habéis hecho y está muy conmocionado de teneros vosotras aquí, y no solo por el regalo, sino porque ese símbolo se lo va a llevar no solo físicamente, sino en el corazón. E faccio i complimenti a tutti voi, perché SOPA significa organizzare una processione, essere sempre 365 giorni l'anno, perché non è vero che il momento clou è il giorno sacro dell'evento, però SOPA significa organizzare un evento, e quindi devo ringraziare a nome, nella qualità di Presidente della Commissario della Camera di Commercio di Trapani, il Presidente del Consiglio delle Maestranze, per quello che fanno per questa città di Trapani e per questa provincia, anche perché non è soltanto un momento di divertimento, di fede per i trapanesi, ma la processione dei misteri porta tantissimo turismo nel nostro territorio, quindi significa portare portare soldi, economia nel nostro territorio, quindi grazie a voi per quello che fate. Mi auguro che oltre questo appuntamento importante con gli amici spagnoli, nei prossimi anni con l'Unione Maestranze potremmo avere un momento sempre più di collaborazione fattiva per l'interesse di questa provincia di Trapani. Quindi vi ringrazio ancora, sono un po' commosso perché io quando ricevo sono abituato ad insegnare, a dare omaggio alle persone, ma riceverle. Enhorabuena, hago un pequeño resumen. Enhorabuena por la organización del evento, porque efectivamente lo difícil es también coordinar todas las cosas que conlleva un evento, y enhorabuena, muy bien, enhorabuena al presidente, que con la organización, sino con la gestión también, no solo de la parte, digamos, de la diversión de los misterios, sino la parte de culto, de fe, y también de la parte turística, porque tenéis que saber que los misterios de Trapani mueven muchísimo turismo en la isla, y no solo,
¿vale? Porque viene gente de verdad de todo el mundo, de toda Italia seguramente, pero de todo el mundo también. Entonces, espera de poder organizar algo más con la Unión de Maestranzas. Hemos empezado con España y vamos a seguir adelante.